Agriturismo Samandra qui ad Alghero, circuito Campagna Amica da sempre, ma è arrivato anche il riconoscimento della guida Michelin. Maria, grazie. Un grande riconoscimento che accogliamo con grande orgoglio, anche perché, come sai Emanuele, questa azienda è nata da niente, è nata dal sacrificio, dalla determinazione di mio padre e di mia madre, che da 10 ettari e 100 pecore hanno creato un progetto meraviglioso. E voi, Maria Grazia, la nuova generazione, avete raccolto la sfida? Assolutamente sì. Inizialmente abbiamo lavorato con i miei genitori per necessità, perché avevano bisogno di una mano, ma poi, considerata la fatica, siamo scappati, scegliendo quasi vie diverse, laureandoci in materie completamente diverse da quelle che riportavano all'agricoltura. Ma io dico, Emanuele, sempre che è una questione di DNA. Siamo tornati tutti in azienda a far crescere e ad apportare migliorie all'interno della nostra casa, della nostra azienda. Abbiamo migliorato dal punto di vista delle produzioni agricole, dell'accoglienza. Abbiamo allestito le sale che accolgono gli ospiti come se fossero delle sale museo, esponendo tutti gli oggetti che sono appartenuti ai nostri avi e che raccontano la tradizione agropastorale, perché abbiamo necessità di ricordare e di farne memoria di queste meraviglie. Maria Grazia, la cucina, l'ottima cucina, vi ha poi portato nella guida Michelin. Questo grazie anche alle nuove generazioni di famiglia. Certo, a questo siamo arrivati grazie allo studio, alla determinazione delle nuove generazioni, perché mio nipote Fabrizio, che oggi lavora con noi, ha proprio scelto di proseguire le orme di mia madre, della nonna, della prima generazione, e questo connubio che tra la prima generazione e la terza generazione che hanno creato l'eccellenza. E nella cucina di Samandra oggi queste due generazioni si incontrano e realizzano dei piatti che sono un'esplosione di gusto, dove la materia prima prodotta non solo da noi, dalla nostra azienda agricola, ma anche dai produttori che collaborano con noi, i produttori di Campagna Amica, riescono davvero a far realizzare dei piatti che raccontano la nostra storia. E a proposito di donna Rita, che poi è una ragazzina, vediamo, c'è Giovanni che le dà una mano, vediamo cosa sta preparando oggi per Sardegna Verde. Benvenuti in cucina. Oggi abbiamo preparato questa fregula, che io la voglio chiamare pistigione perché voglio sempre rimanere legata alla tradizione, anche se in questo piatto c'è tantissima innovazione. Questo piatto è stato preparato, questo pistigione o fregola è stato preparato con del brodo d'agnello molto ristretto. Poi, per avere questo verde brillante che c'è tanta innovazione, è stato fatto con del basilico. Poi siamo andati a terminare il piatto con dei pistilli di fiori di zucca